La stagione 2014 di Paesagire riparte dal fiume Piave. La rassegna organizzata da Antenna Cinema e promossa dal comune di Pieve di Soligo ospita fino al 16 febbraio presso le serre di Villa Brandolini la mostra dal titolo La Piave, 220 km laboratorio di ricerca azione. Un viaggio in 10 giorni lungo il corso del fiume Piave, raccontato in 10 linguaggi differenti. Questo progetto nasce sulla sperimentazione diretta del fiume attraverso un viaggio che abbiamo realizzato insieme a 10 giovani professionisti di diverse discipline, architetti, paesaggisti, videomaker, fotografi, botanici, agronomi. Ma questa esposizione è il risultato di un laboratorio che c'è stato a settembre e in qualche modo questo laboratorio è stata la scansione del fiume da parte di 10 professionisti di questo territorio ma anche da fuori. E il risultato è il loro lavoro. L'idea del progetto era di dare una visione molteplice, il fiume è un mondo ed è difficile rappresentarlo da un solo punto di vista, forse l'unico modo di poterlo prendere anche solo per un attimo è quello di dare un racconto corale. Questa è davvero un'occasione di riflettere partendo dal basso sul territorio, sulle trasformazioni del paesaggio e sull'uso che l'uomo ne fa. Quindi c'è una complessità di interessi, di riferimenti che sono lunghi 220 km. Un paesaggio che cambia, sensibilità e vicende storiche che restano e accomunano una storia nuova da affrontare tutti insieme. La Piave, che da quest'estate sarà ospite della Biennale di Architettura di Venezia, è il progetto che apre la seconda parte di Paesagire, rassegna culturale giunta alla 6ª edizione, quest'anno dedicata al tema paesaggi sostenibili, paesaggi insostenibili. È di fronte agli occhi di tutti noi una situazione particolarmente difficile, grave, un rincorrersi di fenomeni meteorologici o di vicende storiche umane che rendono difficile la coabitazione tra l'uomo, l'ambiente, la natura e l'ecosistema in generale. E quindi abbiamo immaginato che dopo 5 edizioni probabilmente dedicarne una al tema della sostenibilità fosse assolutamente necessario e importante. Noi siamo molto vicini a Paesagire e, se vogliamo, anche la parola paesagire già esprime questa nostra vicinanza, perché paesagire è appunto un paesaggio in azione, che è quello che abbiamo fatto noi. Sostanzialmente il nostro è un laboratorio di ricerca azione e quindi è vedere il paesaggio come qualcosa di assolutamente vitale, che deve essere, come dire, rivissuto e reinterpretato secondo modalità contemporanee. E in questo senso siamo molto vicini a Paesagire.